Veneto. Rapina in casa a San Donà, 64enne aggredita con una bastonata in testa da un malvivente, ma non denuncia subito l'aggressione, forse per lo shock. Indagini in corso dei carabinieri. Timori annuale dopo il sequestro di rifiuti illeciti stoccati alla Cosmo. Sabato un incontro in municipio mentre la regione puntualizza nessuna autorizzazione alla ditta. Bloccato mentre tornava in Italia dall'Ucraina, suo paese natale. Si tratta della 17ª persona finita in manette per l'operazione dei carabinieri che hanno scoperto un traffico di droga sull'asse Spagna-Italia. Non c'è pace a Campalto, diviso a metà per la quarta volta in 2 anni da una vistosa crepa sull'asfalto all'altezza del sottopasso in fase di costruzione. Protestano i consiglieri della municipalità. Il congresso metropolitano del PD di Venezia vota la proposta di Valerio Favarona. Dai circoli la richiesta di rilanciare il partito nei territori. Al via la nuova fase del progetto del passante verde, progetto di autostrada in grado di mitigare dal punto di vista ambientale e paesaggistico i 32 km della A4. Sport, basket, riscatto doveva essere, riscatto è stato. L'Umana Reyer espugna il Pala del Mauro, l'Avellino 49-79 il finale, coach e squadra, una vittoria importante. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Venezia. In primo piano la cronaca con la rapina in casa avvenuta a San Donà di Piave. Una 64enne è stata aggredita da un malvivente ma non ha denunciato subito l'aggressione, forse per lo shock. Indagano i carabinieri. È stata svegliata nel cuore della notte dal campanello di casa, ha aperto la porta per controllare chi fosse e si è trovata di fronte a uno sconosciuto di origini africane che l'ha colpita alla testa con un bastone simile a un manico di scopa e poi le ha intimato in dialetto stentato di consegnare tutto il denaro in suo possesso. Alla 64enne residente in via Caravaggio a San Donà non è rimasto che porgere 1.000 euro in contanti al suo aggressore per poi tornarsene a dormire nonostante la ferita sanguinante. Questo è almeno il racconto che la signora ha fatto ai carabinieri presentatisi all'indomani in pronto soccorso dopo essere stati chiamati dai medici. L'anziana non aveva infatti sporto denuncia e aveva atteso il mattino successivo per farsi ricoverare dietro insistenze del figlio che era passato a trovarla ignaro dell'accaduto. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione e raccolto diverse testimonianze. Le indagini spaziano a 360 gradi in attesa che l'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona possa aiutare a far luce sulla vicenda. Siamo impegnati perché è un fatto grave, un fatto che ha sicuramente sorpreso per le modalità e per come è stato portato a termine. Non posso aggiungere altro perché veramente in questo momento stiamo facendo ulteriori verifiche e accertamenti per cercare di anche qui arrivare all'identificazione dei responsabili. Timori annuale tra i cittadini allarmati dopo il sequestro di rifiuti stoccati alla Cosmo. Sabato un incontro in municipio mentre dalla giunta regionale arriva la puntualizzazione dalla regione. Nessuna legittimazione o autorizzazione alla ditta di selezionare rifiuti contenenti amianto nell'impianto di Noale. L'inchiesta giudiziaria sui rifiuti illeciti che ha travolto 2 aziende nei comuni di Noale e di Paese suscita preoccupazione fra i cittadini. Sabato a Noale i comitati Noale Ambiente e Ambiente Sicuro di Salzano hanno incontrato l'amministrazione comunale. E chiediamo informazione anche alla magistratura se questi depositi che si ipotizza siano inquinanti possano essere pericolosi per la salute dell'uomo e quindi degli abitanti che ci sono a Noale. I timori maggiori con tutta evidenza riguardano la salute dei cittadini. Al vice sindaco di Noale è stata sollecitata un'ordinanza a tale scopo. In questo momento noi non abbiamo ancora dati certi per cui dobbiamo intervenire rispetto alla ditta o alle situazioni, in quanto c'è la magistratura e ci sono gli enti proposti che si stanno muovendo. Siamo in attesa anche noi di avere quei dati o quegli elementi. Insomma, si procede con prudenza perché fino ad ora i monitoraggi eseguiti da ARPAV non hanno rilevato problemi nell'acqua e nell'aria. Ogni qualvolta abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte dei cittadini, dei residenti, abbiamo subito attivato ARPAV e io posso assicurare che sono andata sul campo a vedere, perché noi abbiamo un'oasi e a volte, giustamente l'oasi Cave di Noale, a volte ci segnalavano dei colori particolari sull'acqua e quindi siamo sempre andati a fare proprio la verifica insieme ai tecnici dell'ARPAV.
Oggi intanto la Giunta regionale ha chiarito in una nota la sua posizione sulla vicenda, in particolare sul caso Noale. Ha detto nessuna legittimazione o autorizzazione dalla Regione alla ditta di selezionare rifiuti contenenti amianto nell'impianto di Noale. Le prescrizioni contenute nel parere del Comitato VIA sono state impartite per la massima tutela e salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e a garanzia della provvisorietà delle lavorazioni che potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente per un tempo definito e limitato. E a margine della firma di un importante accordo con Unioncamere, il commissario straordinario di governo per la bonifica delle discariche abusive ha sottolineato l'importanza di un intervento celere per il recupero del territorio manomesso. Il territorio lo si deve tenere sotto controllo, lo si tiene sotto controllo e lo si fa ovviamente come forze di polizia in senso lato, ma noi proprio anche attraverso questi protocolli facciamo sì che i singoli cittadini facciano da sentinelle. E sempre in tema di rifiuti, oggi durante il forum di Legambiente a Treviso è stato firmato un protocollo per tracciare nelle aziende ciò che diventa rifiuto speciale. Sentiamo. L'obiettivo di questo protocollo, sottoscritto con l'Arma dei Carabinieri e con l'Albo Gestore Rifiuti regionale, è quello di aiutare la prevenzione e soprattutto il controllo di tutti coloro i quali usano l'ambiente in maniera distorta. Aiutiamo tutti gli attori della filiera, chi produce il rifiuto, chi lo riceve e chi lo rende un prodotto riutilizzabile, a fare bene il proprio lavoro in un'ottica di legalità e di rispetto. Una firma che in molti oggi hanno subito associato al caso Paese, alla cava Campagnola con le 280.000 tonnellate sotto sequestro. Così come molti hanno associato anche l'assenza dell'assessore regionale Giampaolo Botaccin e dei rappresentanti del comune di Paese alla consegna degli attestati ai Ricicloni d'Italia. Sono le due facce del nostro territorio, da una parte depositi al vaglio della magistratura, dall'altra materiali che diventano risorse. La prima è il retaggio di un passato che fatica a scomparire, l'altra la consapevolezza di un territorio da salvaguardare. Quello che è cambiato soprattutto in questa regione è che è stato creato un vero e proprio modello veneto che si basa su raccolta differenziata, riciclo e prevenzione dei rifiuti indifferenziati in discarica, che può essere un esempio per tutta Italia. Primo comune del Veneto è per la terza volta consecutiva Castelcucco con quasi il 90% di riciclo, mentre per le città prima è Montebelluna, seguita da Castelfranco e dalla veneziana Mira, tutti sopra l'80% di recupero. Rimanendo nel veneziano, da segnalare le menzioni di Legambiente per il comune di Caorle per la gestione ad alta intensità turistica e i camping di Cavallino Treporti per le ottime prestazioni nella differenziata tra camper, tende e bungalow. Preso l'intermediario della banda di spacciatori sgominata la scorsa settimana nel Maxi Blitz dei Carabinieri di Venezia. Sentiamo. Salgono a 17 gli arrestati nell'operazione Indoor, che ha visto i militari dell'Arma di Venezia smantellare un'organizzazione di spacciatori che importava ingenti quantità di hashish e marijuana dalla Spagna. Uno dei componenti della banda, ucraino, è stato bloccato al rientro in Italia, dove pensava che le acque si fossero calmate. Il suo ruolo era quello di intermediario tra i clienti e i grossi spacciatori. Dei 20 destinatari di misure cautelari in seguito al blitz, solo 3 rimangono dunque latitanti. I carabinieri coinvolti nella maxi operazione sono stati ricevuti in mattinata dal prefetto Vittorio Zappalorto, che ha voluto presentare di persona il suo ringraziamento per un'operazione ritenuta particolarmente importante, non solo per le sue dimensioni, ma anche perché tra gli acquirenti della droga vi erano molti giovanissimi. Parte dello stupefacente veniva infatti ceduta al dettaglio all'interno degli istituti scolastici della provincia. Si sa che lo spaccio, soprattutto delle droghe leggere, non risparmia nessuno, quindi questa operazione è un'operazione veramente meritoria, era nell'aria da qualche tempo, è stata eseguita in maniera esemplare e abbiamo assicurato alla giustizia i responsabili di un commercio e di uno spaccio veramente molto diffuso in molte scuole e che coinvolgeva molti minori. Fiamme al Pontile di San Giuliano, si indaga per incendio doloso. Gli inquirenti lavorano per accertare le cause del rogo che sabato notte ha distrutto un'imbarcazione da trasporto ormeggiata al Pontile di San Giuliano. L'allarme al 115 è scattato attorno alla mezzanotte dopo la chiamata di un cittadino che ha notato le fiamme.
L'ipotesi preponderante è quella del dolo, dato che sarebbero stati trovati più punti di innesco delle fiamme. Le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute con 2 automezzi da Mestre, con un'autopompa lagunare da Venezia e 12 operatori, sono riuscite a spegnere le fiamme del topo, evitando l'estensione alle altre imbarcazioni vicine. È il nucleo investigativo antincendio territoriale dei Vigili del Fuoco a vagliare gli accertamenti eseguiti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incendio. I danni si aggirerebbero attorno ai 100.000 euro. La barca era di proprietà della ditta Turravanni, una delle società che hanno dato vita al consorzio Trasportatori San Giuliano e che operano da anni sulla piazza veneziana. A Campalto ora, dove i residenti sono preoccupati per una vistosa crepa che si è creata sul manto stradale all'altezza del sottopasso in fase di costruzione. Vediamo. Qua che è un inferno da chi comincia. Il padrone Geori fa quello che vuole. Un altro proprietario del tocco di terra, pimpon, e riesce a toglierti niente e bisogna trattarsi. Corrado Perocco, pensionato e invalido, è una delle tante voci di protesta che in questi anni si sono levate contro i disagi causati dai lavori di realizzazione della variante di Campalto. Domenica mattina, per la 4ª volta in 2 anni, in via Gobbi si è aperta una crepa sulla carreggiata. Il traffico è stato interrotto e l'avvallamento è ben visibile e inquietante. Subiamo questo problema, lo subiamo perché chiaramente per la sicurezza non si può mica transitare. Però chiaramente vorremmo delle delucidazioni da parte dei tecnici che ci diano appunto dei ragguagli su quello che riguarda quello che succede. E non si sa quando questa strada potrà essere riaperta. Adesso noi ci auguriamo che venga riaperta il più presto possibile, però lei capisce che tutti quanti i cittadini ci fanno pressione perché vogliono sapere, perché questo crea, per chi deve venire a Fauro, un disagio abbastanza grande perché deve allungare 5 km. Nel cantiere si lavora senza sosta, ma sembra impossibile trovare una soluzione efficace, duratura e soprattutto sicura ai continui cedimenti del terreno. E perciò i lavori si allungano e pare improbabile che l'opera venga consegnata entro la fine della primavera 2019. E intanto i disagi aumentano. Proveremo di tutto, dare un'ora da polvere, de notti, tac, gruppi elettrogeni, notte dormi. Anche stabilità della sua casa? Sì. Il signor Perocco, che mai fino ad oggi ha ricevuto un rimborso per l'esproprio del suo terreno, ci mostra dove è finito il suo contatore del gas. Ecco il contatore del gas. Per spostare quel contatore finito su un terreno espropriato c'è un contenzioso in atto, ci dice il signor Perocco, mentre un referente del cantiere che ci vede al limitare del cancello ci invita ad uscire. Scusate, non si può entrare nel cantiere. Chi ha detto? Sono il proprietario qua, fin qua. Comando qua. È pericoloso. No, non è pericoloso. No, perché non si fermano solo sul contatore del gas, che c'è una vita che avete spostarlo. E noi spostiamo perché i signori dell'ANAS vogliono che sposta a spese mie. Ma cosa credi che? Perché va a finire che un giorno o l'altro mi gira e chi sa? Perché so vecchio, si è ribambito, ma non come chi pensa. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Rieccoci in studio con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, al via la nuova fase del progetto del Passante Verde, atteso da anni soprattutto dai comuni del Miranese. Il Passante Verde 2.0 diventa caso di studio e modello per interventi simili su tutto il territorio italiano. Il progetto di autostrada verde in grado di mitigare dal punto di vista ambientale e paesaggistico i 32 km di A4 che attraversano le province di Venezia e Treviso è stato protagonista degli stati generali del verde pubblico indetti a Venezia dal Ministero dell'Ambiente. Una sorta di polmone, un grande polmone verde, noi vorremmo farlo continuo ma potrebbe anche essere discontinuo, che vada veramente a ricucire il territorio con infrastruttura e che vada a risanare l'ambiente. La nuova fase del progetto è stata battezzata Passante Verde 2.0 ed è nata dal confronto con le popolazioni interessate dal percorso.
C'è stata una lunga fase in cui abbiamo incontrato tutti quanti gli enti interessati, i comuni interessati e naturalmente questo ha comportato anche vedere i comitati e seguire alcune delle loro indicazioni. Un percorso che il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico del Ministero dell'Ambiente ha voluto venisse illustrato agli addetti ai lavori in vista di una sua possibile replica per altre importanti infrastrutture italiane. Presente alla giornata anche la signora Ivana Cagnin, portavoce dello storico Comitato di Cittadini Viabilità Sicura di Scaltenigo, che ha ricordato la sua commozione durante la cerimonia di piantumazione del primo albero. Io mi sono commossa perché non ci credevamo veramente più, perché io non avrò il futuro per vederli crescere molto, ma penso ai nostri figli, ai nostri nipoti, quanto sia importante per loro questa protezione dalle polveri sottili. La politica ora da mesi senza un segretario, il PD metropolitano si riunirà a congresso tra pochi giorni per decidere chi guiderà il partito alle comunali del 2020. Conclusa circa la metà dei congressi di circolo che porteranno all'elezione del prossimo segretario metropolitano del Partito Democratico, appare netto il predominio di Valerio Favaron, ex assessore al commercio di Martellago, che ha conquistato finora il 53% dei delegati, contro il 24% di Marco Rizzetto e il 21% di Giacomo Nordio. Questa candidatura è sorta perché si è voluto e si vuole rompere il meccanismo bloccato delle correnti. Ho detto da subito che non accetto nessun cappello politico, l'ho detto dall'inizio ed è quello che continuerò a fare anche dopo. E questo è il senso profondo di una proposta che è assolutamente inclusiva, aperta a un lavoro di squadra e che vuole riportare il partito a dialogare con le persone. Il congresso metropolitano, che vedrà l'elezione del nuovo segretario, è previsto per il 15 dicembre. Bisogna superare le logiche di corrente e i personalismi, sostiene Favaron, per avere un partito unito che sappia sfidare Brugnaro nel 2020. Brugnaro sta dimostrando di voler costruire un fortilizio legato alla gestione di opportunità. Noi vorremmo invece garantire una prospettiva di sviluppo per tutto quanto il territorio metropolitano e vogliamo quindi lavorare con Venezia per i suoi temi importanti, per esempio il turismo, per esempio la salvaguardia della laguna, assieme a tutti i territori dei comuni. Ed ora lo sport, basket, l'Umana Reyer espugna la Sidigas Avellino. Sentiamo. Una buona partita, sono entrato subito bene, che è la cosa più fondamentale quando entri comunque già partita avanzata, e poi sono riuscito a tenere questa energia qua, spero di continuare a farlo anche nella seconda parte del campionato. Biliga ne firma 9 con Watt, Hein e Tonutte fra i migliori in campo. Partita senza storia al Pala del Mauro di Avellino, dove i campani anestetizzati forse dalle troppe assenze in campo non riescono ad andare oltre i 49 punti, 30 in meno della Reyer scesa per il riscatto che così si è rivelato. Ma, spiega coach De Raffaele a fine partita, il divario non rispecchia assolutamente il valore delle due squadre. Noi certamente abbiamo fatto un'ottima partita, magari acquirendo quelli che sono in questo momento i limiti di Avellino, però devo rendere merito ai miei giocatori di aver fatto una partita di grande spessore per 40 minuti, levando quelli che sono in questo momento i punti di riferimento, ovvero Filloi, Cole e lo stesso Green. Una difesa attenta, importanti costruzioni in contropiede hanno fatto la differenza in un incontro che al terzo quarto è parso quasi un allenamento per Venezia. La sosta sarà evidentemente rigenerante per tutti, sappiamo anche che Biliga e Tonut andranno in nazionale, quindi prepareremo poi chiaramente il rientro sicuramente col sorriso. La Reyer consolida il suo secondo posto dietro Milano, prossimo incontro domenica 9 dicembre al Taliercio contro Varese. Sicuri a casa nostra, torna questa sera dalle 21:15 Ring su Antenna 3, il nuovo decreto sicurezza firmato da Salvini fa litigare ancora il governo, mentre la scure dell'Europa rischia di abbattersi con pesanti sanzioni sul nostro paese. Questo ed altro questa sera dalle 21:15 in studio con Ferdinando Avarino, Alberto Panfilio, sindaco di Cona, Nicola Talmi della CGIL, Roberto Ciambetti della Lega e Raffaele Baratto di Forza Italia. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con le previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati.
bentrovati al meteo. Tempo in genere buono sul Triveneto ma con molte nubi. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto al mattino, ma in genere senza precipitazioni associate. Maggiori schiarite e soleggiate saranno invece possibili a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 9 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 12 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso coperto sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Qualche precipitazione sulle aree montuose, specie al mattino, sempre buono invece altrove. Anche in questo caso qualche spazio soleggiato in più dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto e stabile, non sono infatti previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle aree di confine, spesso persistente. Cielo molto nuvoloso invece sui restanti settori. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, valori massimi intorno ai 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.